Allora, siamo con mister Alberto Farinati, il mister dell'Adige Wolves. Allora, sei arrivato all'Unigo, certamente non con il favore dei pronostici, però, nonostante il risultato, la partita non è stata a senso unico. Che ne pensi? No, ciao a tutti, no guarda, siamo venuti qui solamente con la voglia di divertirci e fare una partita tranquilla. Sapevamo che giocavamo contro una squadra molto quadrata, molto forte, basta vedere il girone di Serie D che sono primi in classifica. Loro hanno fatto la partita, noi abbiamo veramente una partita da dimenticare. Vedere anche il risultato è stato veramente brutta. Non ho parole veramente da poter descrivere questa partita. Complimenti a Leonicena, che è veramente una squadra con i fiocchi, e mancava anche un altro fuoriclasse che era Mecenero, veramente forte, che poteva dare ancora di più il supporto a questa squadra. Complimenti ancora e in bocca al lupo per il proseguimento della Coppa. Eccoci mister Tregnago, una gara estenuante. Ce la siamo complicati un po' da soli e poi però insomma siamo arrivati alla vittoria. Un piccolo pallino che ti diciamo, che effetto ti ha fatto vedere tuo figlio trascinare la squadra in un campo dove tu trascinavi la tua squadra? Niente, un bel effetto, di solito è sempre quello che prende più parole di tutti perché ha lo stesso mio ruolo ma non la mette dentro quanto facevo io a suo tempo. Stasera ha fatto 4 gol, ha trascinato la squadra, ci ha permesso di giocare in tranquillità gli ultimi minuti di partita. Certo che non possiamo nel primo tempo buttarlo via a fare 2 gol quando abbiamo sprecato almeno 15 occasioni nitide a tu per il portiere ospite, per quanto bravo possa essere il portiere. Però l'importante era portare a casa un risultato con più di 4 gol di scarto che ci permette di passare il turno, e adesso ci giochiamo questo girone a 4 e le nostre chance ce le giochiamo tutte.